Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Abbiamo iniziato questa trasmissione con questa canzone che ha una sua storia ovviamente, in ricordo soprattutto di quelli che sono venuti a mancare per questo terribile virus e ricordo anche di tutti noi che stiamo attraversando un periodo sicuramente dei non positivi ed era giusto omaggiare un po' tutte le persone che stanno lavorando anche e mettono a rischio la loro vita in questo delicatissimo momento. Anche questa sera noi ci siamo, parleremo davvero di economia, parleremo di salute, parleremo come uscirne da questo periodaccio. Rimanete con noi, potete interagire con noi mandando messaggi oppure telefonando ai numeri che vedete in sovraimpressione. Tutto questo con Domenico Criserà, segretario della FIGC. Buonasera dottore Del Veneto, buonasera. È un piacere avere Alex Casin, direttore generale del gruppo TV7. Buonasera Alex. Buonasera Giorgio, buonasera. E saluto anche Emanuele Boaretto, presidente della Federalberghi Terme di Abano Terme, appunto. Buonasera, grazie anche a lei di essere con noi. Saluto in redazione Elisabetta Corazza. Buonasera Elisabetta. Saluto te Giorgio, saluto gli ospiti in studio e chi ci segue da casa. A chi è a casa ricordo che può partecipare attivamente alla trasmissione se ci telefona allo 049 80 777 53 oppure possono mandarci sms al numero 345 33 41 171. Comunque i numeri scorrono di continuo in sovraimpressione. Bene, abbiamo dall'altra parte in redazione 2 invece Denis Maran. Buonasera Denis.
Buonasera a te Giorgio, buonasera agli ospiti in studio e ai telespettatori che ci seguono da casa. Come di consueto direi che possiamo cominciare con i dati, gli aggiornamenti di giornata sia dal punto di vista nazionale che nella nostra regione. Vedete già la prima grafica relativa ai casi in Italia, abbiamo superato i 100.000, sono 101.739, attualmente i malati sono 75.528 con un aumento di 1.648 persone rispetto a ieri sera, 14.620 i guariti, 1590 in più rispetto a ieri, ma sale anche purtroppo il numero dei deceduti, 11.591 con un preoccupante incremento di 812 nelle ultime 24 ore. Andiamo a vedere invece anche i dati relativi alla nostra regione. In Veneto i positivi attualmente sono 8.853, 129 in più rispetto a questa mattina, i ricoverati 1.629, 36 in più, terapia intensiva 2 in meno fortunatamente, quindi 354, i dimessi 790 con un aumento di 43 rispetto a questa mattina, sale di 23 il numero dei decessi che sono 436. Bene, la cosa negativa, abbiamo visto i deceduti che sono aumentati rispetto a ieri a livello nazionale, però diciamo che c'è anche una cosa positiva, che sono quelli meno intaccati da questo virus nella giornata odierna. Speriamo sia un buon segnale, tutti dicono che inizia a essere un buon segnale, ci auguriamo tutti sia così. Però in questa puntata vorrei iniziare, anzi iniziamo per parlare dell'informazione che è stata ed è molto importante per quello che sta succedendo, soprattutto per quanto riguarda le televisioni locali. Ecco il motivo per cui c'è il direttore generale ospite questa sera nella mia trasmissione, e ovviamente abbiamo collegato anche il senatore Antonio De Poli, senatore questore, ovviamente che è quello che ha fatto un emendamento proprio venerdì, credo, dando un contributo e sperando di dare un contributo a tutte le televisioni, a tutte le informazioni locali, perché sta facendo davvero un lavoro molto impegnativo. Dunque saluto il senatore, buonasera Antonio De Poli. Buonasera. Allora, prima di tutto c'è anche il direttore generale di TV7, Alex Casi, quindi può comunicare direttamente anche con lui, perché ovviamente noi siamo per ringraziarla, presumo Alex, per quello che sta facendo per l'emittenza locale, per l'informazione locale, che tutti un po' la denigrano, però è quella che è in realtà importantissima, perché vive, lavora, ci impiega corpo e anima su e nel territorio. Ma sicuramente sì, intanto buonasera a tutti. Fa veramente piacere essere qui con voi questa sera, ma io ho preso in carico con questi emendamenti un impegno di far sì che, almeno questa è la speranza che abbiamo, che il governo ci ascolti, per far sì che le nostre emittenti locali, che sono quelle che poi danno l'informazione nei nostri territori, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, al di là dei contesti nazionali, ma sono quelle che fanno vedere concretamente quella che è la vita nei nostri territori tutti i nostri giorni. Ho fatto 2 emendamenti, uno per il credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e televisive locali, chiaramente nella misura del 50%, e altrettanto un fondo straordinario di 80 milioni di euro per far confluire nel fondo per appunto il pluralismo e l'innovazione dell'informazione presso il MISE. Sono 2 emendamenti che cercano di dare un sostegno concreto in questo momento di difficoltà all'informazione. È un aspetto fondamentale, importante. Senza un'informazione giusta, corretta, precisa nei nostri territori, purtroppo i cittadini non potrebbero nemmeno sapere quello che devono fare e nemmeno quello che succede. Credo che questo sia uno degli aspetti più importanti della nostra democrazia. La discussione comincerà in 5ª commissione, che è appunto quella del bilancio, commissione di bilancio, da mercoledì fino alla settimana prossima. Dopo saremo in aula mercoledì 6. Io spero che maggioranza, governo e opposizione, di cui facciamo parte, siano tutti uniti per raggiungere questo obiettivo. Questa è la speranza, ci sarà sicuramente il mio impegno e credo anche quello di molti altri colleghi, e speriamo che questo sia un impegno ascoltato e non inascoltato. Ecco, senatore, poi do la parola ad Alex Casi. Che percezione ha avuto lei quando ha fatto questo emendamento? Avrà parlato con i colleghi del Senato, avrà parlato con i colleghi ovviamente della Commissione. Che impressione ha avuto? Perché oggettivamente il canone viene dato alla RAI, le grandi televisioni hanno un grande introito pubblicitario, le piccole che ci lavorano, e lei le conosce che molto bene, nel territorio, con un impegno notevole economico, con uno sforzo economico, ecco, è stato recepito questo dai suoi colleghi politici? Ma io
quando si presentano in queste situazioni gli emendamenti, tutti dicono sì, sì, giusto, va bene, è corretto, e quindi da questo punto di vista poi tutti ti dicono di sì. Poi nel momento del vedo cosiddetto ognuno poi si scansa. Vediamo chi si scansa e chi no. Io credo che la politica dello scaricabarile oggi più che mai debba essere chiara e trasparente. Chi dà una mano, chi non la dà si prende anche le sue responsabilità nel territorio e rispetto anche all'informazione del territorio, in maniera molto seria, corretta e concreta. Credo che non ci siano molte altre cose da dire. Ecco, è chiaro che se ci sono tutta una serie di altri colleghi che vogliono dire che danno una mano a questo, io sono il primo a fare un passo indietro per fare un passo in avanti. Non ha colori di appartenenza a questa battaglia, ma ha un valore, che è il valore importante dell'informazione locale e territoriale. Io credo a questo e credo che tutti quelli che vogliono firmarlo, farne uno loro, essere loro i primi, ben vengano, non c'è un problema di primogenitura. C'è un obiettivo, quello di poter dare una mano realmente a quelle che sono sia le radio che le TV locali. Questo, almeno per quanto mi riguarda, è quello che io spero e credo. Ecco, l'ultima per quanto mi riguarda, poi le chiederò anche dal punto di vista appunto di questo coronavirus, poi do la parola ad Alex Casi. Volevo chiederle che percezione ha avuto lei che questo emendamento passerà così ad occhio e croce, e lei che conosce bene l'ambiente, che ci vive, che è poi una persona molto importante perché è il questore del Senato e quindi è quello che alla fine firma per ultimo tutti i soldi che vengono dati in Senato. Quindi che percezione ha? Che ce la faremo questa volta, che ce la farà e che tutte le televisioni, le radio e l'informazione avrà un utile da quello che lei sta facendo? Guardi, credo che noi avremo un qualcosa di più serio, nel senso di una risposta più concreta e seria verso fine settimana, quando cominceremo concretamente a vedere articolo per articolo, emendamento per emendamento. Io ce la metterò tutta, sono con voi. E se voi avete qualsiasi altro contatto, ben venga, perché in questo momento fare rete significa raggiungere l'obiettivo. Lo dico, sarebbe per me molto più, voglio dire, questa sera dire sì, sì, ce la facciamo, sono forte, siamo bravi, eccetera, e dopo dico, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Io credo che invece le cose vanno fatte passo per passo e tutti quelli che credono a questo obiettivo di dare una mano alle TV e alle radio locali devono essere al vostro fianco, al nostro fianco per raggiungere questo obiettivo. Credo che questo sia il modo serio per poter portare avanti anche questi emendamenti, questi vostri emendamenti per le reti locali. Alex Case, direttore generale di TV7. Alex. Beh, innanzitutto ringraziamo il senatore De Poli perché ha sicuramente portato la nostra esigenza, la nostra voce e l'esigenza ovviamente del territorio in Senato e ci auspichiamo che questo sia sicuramente il punto di partenza per arrivare a un risultato positivo. È una battaglia che stiamo facendo nell'interesse di tutti. Come ha detto anche il Presidente Zaia proprio la settimana scorsa, quello che l'emittenza locale, radiofonica e televisiva sta facendo in questo momento è un servizio civico. Stiamo informando la gente di quello che succede. Stiamo spiegando alle persone cosa deve fare e cosa non deve fare. Quale altra voce ci può essere seria e autorevole in questo momento in cui siamo sommersi di messaggi dalle nostre chat, dai social media, qualsiasi altro sistema di comunicazione più convenzionale che magari è alla portata di tutti, in questo momento si è riempito di qualsiasi cosa. E non c'è più nulla che sia comprensibile per le persone. Arrivano notizie le più diverse, anche a me tutti i giorni arrivano notizie e chi mi conosce mi chiede ma è vero? Voi che potete verificarlo, lo verificate? Ecco, il ruolo della televisione locale, il ruolo della radio locale è innanzitutto fare una cerdita e dare informazioni serie, attendibili, realistiche di quello che sta realmente succedendo. Siamo la fonte delle notizie verificate. Sapete perché? È un sistema molto semplice. Fare televisione costa, non è gratuito. Chiunque può andare sui social media e scrivere quello che vuole. Con un po' di Photoshop riusciamo ad ottenere anche delle foto credibili.
L'abbiamo visto in questi giorni addirittura sulle piazze di Padova, dove non si capisce se c'era o non c'era la gente. Ma si fa presto, in 5 minuti chiunque è capace di farlo. Far televisione no, far televisione serve professionalità, serve attrezzatura, servono tanti soldi. E in questo momento, più che mai, siamo la voce del territorio. Dove possono andare i sindaci, i nostri sindaci, a raccontarci che dobbiamo stare a casa? Su Facebook? Ma veramente? Allora cerchiamo di essere realistici. In questo momento ci sono dei mezzi di comunicazione che non possono fare cassa integrazione, perché non possono stare fermi. Siamo la voce civica che racconta cosa dobbiamo fare domani mattina, la nuova ordinanza, il nuovo modello di autocertificazione. In quale altra maniera si possono informare i cittadini e questi essere certi di quello che gli viene detto, che non sia l'ennesima fake news. Ecco, la televisione locale ha questo ruolo e in questa occasione si stanno dimostrando tutti, mica solo noi, tutti si stanno dimostrando estremamente professionali, estremamente attaccati al loro lavoro, nel senso più bello del termine. Io vedo redazioni che fanno squadra e in particolare, qui devo dirlo e devo ringraziarlo, vedo la nostra redazione che non molla un secondo. Ogni mattina, addirittura chi dovrebbe fare i turni di riposo rinuncia al riposo e vuole esserci per dare l'informazione che dobbiamo dare. Abbiamo intensificato i telegiornali, lo facciamo anche al pranzo, lo facciamo il sabato, la domenica, per esserci sempre, perché non c'è un momento di tregua. La gente ha bisogno di essere informata costantemente, la gente è chiusa in casa e non ha altro modo di sapere cosa può o non può fare se non attraverso degli strumenti credibili. Quindi ancora grazie al senatore De Poli che ci ha dato una mano veramente importante, ritengo. Approfitto anche il presidente della provincia di Padova, Bui, che anche lui è stato tra i primi a lanciare questo tema e farsene portavoce verso gli altri amministratori locali e auspichiamo che in questa direzione si possa andare. Qui non stiamo chiedendo l'elemosina, stiamo chiedendo un po' di ossigeno per continuare a fare il nostro mestiere che serve a tutti quanti. Certo, è stato molto chiaro Alex e credo che Antonio De Poli l'abbia recepito nel proporre questo emendamento dunque in Senato. Detto questo l'abbiamo chiarito. Senatore, com'è la situazione lì a Roma dalla parte politica? Come vede questo coronavirus? Lei che è stato presente al Senato, magari non al Senato completo, però insomma con una buona rappresentanza. Ma diciamo che il problema del coronavirus è visto anche qui con gli occhi di chi vive nel territorio, nel senso che sono senatori parlamentari che vivono nel Veneto, nel nostro Veneto, che vivono chiaramente a Bergamo, come a Milano, come in altre parti d'Italia. Quindi c'è la tristezza negli occhi di molti di vedere quello che vediamo tutti noi, le persone care che tante volte ci lasciano senza poterle salutare. E dall'altra parte il grande lavoro dei medici, dei sanitari che chiedono di avere i dispositivi di protezione, dalle mascherine alle tute, ai guanti. Credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali. Vedevo proprio ieri sera sulla RAI Crisarà, che saluto, che proprio diceva che avevano una partita di mascherine che sono fondamentali per poterli avere, per poter chiaramente raggiungere i malati e le persone da aiutare che poi sono state bloccate, adesso sembra sbloccate. Quindi diamo i dispositivi di protezione individuali a chi sta operando per salvare ognuno di noi e credo che questo sia una grande cosa. Tra l'altro anche oggi abbiamo visto un bilancio tra le vittime italiane e venete che purtroppo in Veneto 436 persone oggi, ma altrettanto 63 medici che ci hanno lasciato e credo che questo sia uno degli aspetti importanti da tener conto. Senza di loro non possiamo avere chi ci aiuta ad essere salvati ed essere curati. E credo che questo sia il grande obiettivo che abbiamo davanti. Seconda cosa è quello del tessuto socio-economico che sta andando veramente in grave difficoltà, che ha bisogno chiaramente di un intervento diretto, strategico, quindi di una liquidità immediata. Non possiamo passare per la burocrazia che tutti noi conosciamo. Oggi siamo in un momento, passatemi il termine, straordinario, nel senso quasi di
non vorrei usare questo termine, ma è quasi di guerra, dobbiamo intervenire direttamente con piano shock, con piano strategico per dare liquidità chiaramente da una parte alle nostre aziende e alle famiglie che non ce la fanno a mangiare e dall'altra dare i sistemi per poter curare i nostri medici nei nostri ospedali e le persone che ne hanno bisogno, nonché non dimentichiamoci delle persone più deboli, quelli che sono i nostri papà, le nostre mamme, i nostri nonni, per caso nelle case di riposo dove anche lì abbiamo grossissimi problemi, o in casa da soli, o ancora di più le persone con disabilità che non sanno più cosa fare. Io credo che oggi serva molta solidarietà, molta attenzione, ma altrettanto molta determinazione nell'intervenire direttamente per da una parte aiutare le persone e dall'altra aiutare chiaramente le nostre aziende. Il decreto Cura Italia è sicuramente un decreto che va migliorato in tutte le sue parti, dobbiamo dare più ammortizzatore sociale, più tutele per gli autonomi, più indennizzi alle imprese, dobbiamo altrettanto sospendere le tasse per tutto il 2020 e anche tutte quelle che sono chiaramente le spese che abbiamo lette di tutti i giorni. E credo che questo sia un aspetto importante e anche un intervento strategico per tutti i nostri medici, per tutti i nostri sanitari. Io nel ringraziare il senatore, ovviamente lei a Roma è uno che può fare tutto, può contribuire in maniera importante a far tutto che questo accada rapidamente e velocemente. Quindi la ringrazio, grazie a voi. Grazie senatore De Poli del collegamento e grazie ancora per quello che sta facendo per l'informazione locale che sicuramente è molto importante e ne ha bisogno. Ringraziamo, sono arrivati molti messaggi, poi vengono da tutti voi, allora andiamo a leggerli perché altrimenti Dennis in redazione mi dice Giorgio se non li mandiamo in onda non ci scrivono più, allora cominciamo con altri 800 morti, come si può pensare che le cose stiano migliorando? Qui sarà ancora molto lunga, poi ci risponderà il dottor Criserà, andiamo avanti perché ovviamente morti ce ne saranno ancora, purtroppo ha ragione De Poli, complimenti alle TV private che cercano di dire cose e come stanno, grazie a questo telespettatore che ci segue, andiamo pure avanti. L'Unione Europea parla, ma poi agli italiani che sono in ginocchio estremati, che aiuti dà? Marcello da Padova, tra poco parleremo anche dell'Europa, non preoccupatevi e vedremo se ci dà aiuti o meno. Andiamo con l'ultimo di questa prima serie di messaggi. Buonasera, sapete dire se arriveranno altre mascherine? A me il Comune ne ha portate 2 ma non posso usarle per sempre. Sì, ne arrivano delle altre, oggi Zai è proprio in conferenza, poi vi farò vedere anche quello che ha detto che arriveranno in settimana, ce ne sono arrivati credo, diceva Di Maio 12-13 milioni arriveranno domani, quindi l'esigenza per quanto riguarda la copertura delle mascherine a fine settimana dovrebbe essere completata e dovrebbe, soprattutto anche per i medici, avere almeno, poi mi dirà il dottor Criserà se questo o se quello che dicono è vero, però avere una copertura positiva, o sbaglio su questo? Purtroppo, direttore, devo dire che sbaglia. Ecco, lo sapevo che lei mi diceva così, io ho sentito i politici che hanno detto così e dunque riferisco tale parole, perché sbaglio? È perché ancora siamo all'anno zero, come accennava Antonio De Poli, che è un amico ed è sempre molto vicino alla medicina generale, la notizia era, dato che abbiamo avuto pochissimo dalla protezione civile, tenga conto che ogni medico della regione, ogni medico di famiglia ha avuto in media 5 mascherine nell'ultimo mese, non negli ultimi giorni. E volevo solo aggiornare il dato perché i morti sono 63 medici, ne sono morti altri 2 adesso. Ecco, questo me lo dice purtroppo, è una notizia che non vorrei mai ricevere, però. Di cui più della metà sono medici di famiglia. Infatti questi di ora sono un medico di famiglia e un ginecologo. Che cosa è successo? Che arrivato a un certo punto, vedendo che non arrivava praticamente nulla, noi abbiamo fatto una spesa grazie a dei soldi nostri, grazie a dei contributi che ci sono stati dati, primo tra tutti, che continuerò sempre a ringraziare la famiglia Canella, Ali, il gruppo Ali, ci sono stati l'interessamento dei sindaci dell'Alta Padovana, il Comune di Padova ci ha dato 13.000 mascherine,
E allora a un certo punto, già prima avevamo deciso, abbiamo comprato 290.000 euro di presidi per tutti i medici di famiglia del Veneto per 15 giorni. Ne è arrivata la prima tranche venerdì, sempre insieme alle forniture per le case di riposo, e sono stati requisiti dalla Protezione Civile per darli ai medici ospedalieri. Quindi praticamente siamo rimasti senza di nuovo. Ovviamente non ci siamo fermati perché il discorso a questo punto è diventato un discorso... Però, scusi dottore, oggi sai, in conferenza ha detto, tra l'altro ha dato un numero, ha detto servono 200.000 mascherine al giorno proprio per i medici, per reparto ospedaliero, per chi ne ha... Però ha detto che per fine settimana la copertura dovrebbe essere... Allora, il Presidente sicuramente, cioè dice delle cose sicuramente vere. Il problema non è un caso che ho chiesto la dimissione del direttore della Protezione Civile di questa regione e nazionale. Perché i responsabili della distribuzione non è né il Presidente né l'assessore. I responsabili della distribuzione è prima di tutto la Protezione Civile. Allora, un istituto che dovrebbe essere prima di tutto protezione e poi un po' più civile, quando gli viene certificato all'Agenzia delle Dogane che quelle cose servono per gli operatori delle case di riposo e per i medici di famiglia, secondo me il buon senso dovrebbe dire che non li requisiscono, anche perché non abbiamo altre vie di approvvigionamento. Devo ringraziare tante aziende che, vista la cosa, hanno cominciato... Parlandoci, mi spieghi dottore, anche per semplificare, oggi i medici, secondo lei, che necessità hanno? Parlo domani mattina, ci alziamo, i medici di base, i medici, cosa manca per essere soddisfatto di poter lavorare tranquillamente? Le dico la media di quello che hanno ricevuto in questo mese. Hanno ricevuto in media 2 mascherine chirurgiche, 5 paia di guanti e un copricamice un giorno sì e un giorno no. Chiaro? Però per fine settimana non ha il settore che queste cose... E chi lo sa? Io non posso aspettare il fine settimana, ha ragione anche lei. Perché io lavoro tutti i giorni e con me lavorano 3.100 persone. E quindi ci stiamo, tra virgolette, arrangiati, abbiamo, ripeto, distribuito tutto quello che abbiamo fatto, ce le siamo anche comprate, perché alla fine se il sistema non ti tiene in considerazione, ce le siamo comprate. Il paradosso è che ci hanno requisito quello che ci siamo comprati. E questo non va bene. Senta, vado in pubblicità, poi ritorniamo, perché avevo organizzato questa volta, avendo De Poli collegato, poi tra poco avremo anche Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto, la parte economica e poi per andare nella parte sanitaria. E però lei mi fa già stravolgere la scaletta. Allora, andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.